Amici e amiche di Veneto Spettacoli di Mistero, la Proloco di Chioggia e la città di Chioggia vi danno il benvenuto. Chioggia è una cittadina posizionata all'estremo sud della laguna di Venezia. È una città piena di storia, di arte, di cultura e di mistero. Sono infatti tanti i racconti e le leggende popolari che riguardano alcuni luoghi del nostro centro storico e che vengono pertanto avvolti da un'atmosfera, definiamola magica, a volte anche misteriosa. La Proloco di Chioggia, in occasione del festival, propone una serie di interventi a puntate, ispirati alla passeggiata notturna più volte riproposta nelle ultime edizioni del festival, denominata Chioggia e le streghe. Il titolo sembra un po' inquietante, trova la sua spiegazione però sul fatto che spesso questi racconti narrano di vicende e situazioni il cui mistero e la sua natura irrazionale vengono intese spesso come l'opera di malie, di fattucchiere e di presunte streghe. Se poi inseriamo il tutto in un periodo storico, quello dell'Inquisizione, dove la caccia alle streghe era all'ordine del giorno, la leggenda è presto fatta. Oggi ci troviamo in Calle Santa Croce, calle posizionata sempre nella parte nord della città, molto frequentata e molto conosciuta in quanto è il collegamento tra il ponte di Vigo e il ponte dell'isola di San Domenico. Nel sottoportico, all'imboccatura della stretta calle Santa Croce, c'è un capitello che fino al 1982 racchiudeva un gruppo scultoreo in legno contenente la statuetta della Vergine che stendeva il manto azzurro, sotto il quale si raccoglievano inginocchiate 4 figure in abito bianco. Il gruppo rappresentava Santa Maria del Gonfalone, la prima confraternita istituita a Roma nel 1260, di cui si ritiene fu fondatore San Bonaventura. Ma l'atteggiamento delle figure, il sito poco illuminato e un po' pauroso, oltre alla fantasia superstiziosa del popolo, ne fece la Madonna delle Streghe, con relativa leggenda. Tutto avrebbe avuto inizio durante la fuga in Egitto, che la Sacra Famiglia fu costretta a compiere per scappare alla persecuzione di Erode. Narra la storia che dopo aver rifiutato asilo a Giuseppe e Maria, un gruppo di zingari ricevette la maledizione della Madonna, che li condannò a vagare senza meta per il mondo, per tutte le generazioni future. L'errare della Sacra Famiglia portò un giorno i 3 in una stamberga, dove alcune streghe stavano preparando filtri e pozioni per i loro incantesimi. Più umane degli zingari, esse offrirono ospitalità ai viandanti, che riposati ripresero il viaggio. Fu così che la Madonna, grazie all'umanità dimostrata, promise che non avrebbe mai svelato il loro peccato. È per questo che si dice che nessun sacerdote, pur venendone a conoscenza, può rivelare il nome di una strega. Dei morti, conteva mio nonno, de sfatto de strussi, de fame e da sonno, coi lavri spacai, coci brusai, ho visto 2000 lumini in Pisai. 2000 lumini de notte sul mare, che fiabe se queste che stiamo a ascoltare? Vesuro, creature, su sti fantolini che ho visto coverto e il mar de lumini. L'oggi era una notte de piova e de vento, una notte, vi dico, da fare spavento, dei colpi de mare che feva paura, de botto, ispacheva la scura. Salvene, Signore, Signore, salvene, per l'anime sante che esente le pene. Si l'anime sante stavolta non vuole, domani non vedemo la luce del sole. Ma l'anime sante n'ha visto e sentio, e il nostro bragosso non sa malperio. A poco alla volta, in manco d'un'ora, il mare sequete la buora. In uli si rompe, vien fora la luna d'argento che porte fortuna. E sopra del mare se vede in Pisai a 1000 i lumini de tanti niegai.